appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Buongiorno e ben ritrovati, sono le 12 precise, siamo insieme a voi per raccontarvi fatti principali e più importanti finora accaduti in Veneto, raccontati dai nostri corrispondenti nei nostri servizi, e poi ci sarà una seconda parte dedicata al dibattito politico in vista delle regionali del 23 e 24 novembre. Prima però di raccontarvi tutto questo vi voglio ricordare un importante appuntamento con la nostra programmazione, perché da oggi e per ogni venerdì alle 13:30, quindi al termine di questa prima edizione, e poi alle 20:10 ci sarà un appuntamento imperdibile. A pochi giorni dall'inaugurazione della mostra evento a Santa Caterina, da Picasso a Van Gogh, storie di pittura dall'astrazione all'impressionismo, il curatore Marco Goldin racconterà infatti in brevi pillole la storia dietro i capolavori in mostra a Santa Caterina. Dunque, da oggi, ogni venerdì alle 13:30 e alle 20:10, questo appuntamento da non perdere, naturalmente su Antenna 3. E veniamo alla cronaca. La cronaca ci porta ad Abano Terme, dove è caccia l'uomo che ha tentato di adescare una studentessa di seconda media all'uscita da scuola. L'uomo si è presentato come un amico della madre, offrendosi di accompagnarla a casa. Provvidenziale l'arrivo della nonna che ha messo in fuga l'uomo. I carabinieri, dopo la denuncia della madre, hanno attivato le ricerche sul territorio. Ci racconta tutto questo la nostra Marta Zatta insieme a Cristian Roque Allende. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio in piazza Mercato ad Abano Terme. Alle mie spalle l'istituto comprensivo Vittorino da Feltre, scuola della ragazzina che è appunto stata avvicinata da questo furgone bianco, come da lei descritto. All'interno un uomo sui 40-50 anni, descritto con capelli biondi, pochi capelli in realtà, e un grande orecchino sul lobo destro. Questa è la descrizione fornita dalla ragazzina, che è stata avvicinata e con la scusa di essere amico della madre le ha offerto un passaggio. Fortunatamente in quel momento è arrivata la nonna, che ha scongiurato il peggio. La ragazzina, ovviamente impaurita, ha raccontato tutto subito ai familiari e da lì è partita la denuncia. Le forze dell'ordine, il sindaco si sono subito attivati, innanzitutto con un messaggio lanciato sui social dallo stesso sindaco, descrivendo appunto la situazione, e i carabinieri, le forze dell'ordine stanno ora visionando tutte le telecamere di sorveglianza per appunto ritrovare questa persona. Noi abbiamo intervistato il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato. Sentite cosa ci ha detto. Stiamo seguendo da vicino proprio l'evolversi anche delle indagini che stanno compiendo i carabinieri, gli approfondimenti, perché anche nel territorio abbiamo parecchie videosorveglianze e quindi credo che si stia verificando tutto quello che poi è stato segnalato. Sicuramente è alta l'attenzione, sicuramente seguiamo da vicino l'evolversi di questa situazione e manteniamo la calma, perché naturalmente è alta la fiducia nella soluzione di questa segnalazione, e poi naturalmente di stare tutti allerta, naturalmente attenti a qualsiasi segnale, a qualsiasi elemento che possa essere anche utile all'approfondimento di queste indagini. Avete già un'idea su chi possa essere? No, oggi c'è il massimo riservo nell'approfondimento che avviene da parte delle forze di polizia, in particolare i carabinieri, in collaborazione anche con la nostra polizia municipale, quindi crediamo che a breve questa faccenda verrà identificata e verrà chiarita, e quindi invitiamo tutti alla massima collaborazione. Ecco, quindi ovviamente le ricerche proseguono, noi vi daremo tutti gli aggiornamenti. Per il momento da Piazza Mercato ad Abano Terme è tutto, a te la linea. Grazie davvero Marta, grazie Marta Zatta e grazie a Cristian Roque Allende. Noi continuiamo con la cronaca, ci spostiamo però in provincia di Verona, a San Martino Buonalbergo per l'esattezza, dove ieri sera intorno alle 21 è scoppiato un incendio in uno scantinato di un'abitazione di 3 piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero con il supporto di un'autobotte proveniente dalla centrale di Verona. Le squadre hanno messo in salvo un ragazzo di 14 anni in difficoltà nel percorrere le scale
locale che erano invase dal fumo. Il 14enne è stato protetto indossando una maschera dell'autorespiratore del soccorritore, consentendogli di respirare l'aria così da poter uscire in sicurezza. 2 complessivamente le persone rimaste intossicate, assistite dal personale del 118 e poi portati in ospedale per accertamenti. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse a causa del denso fumo che si era accumulato nei locali. L'estinzione delle fiamme e la successiva messa in sicurezza dell'area sono durate circa 3 ore, ancora in corso le cause ancora in corso di accertamento le cause del rogo. Intensificata la vigilanza nella zona del Portello, siamo a Padova, bar e avventori controllati dalle forze dell'ordine. Continuano i controlli della questura al Portello, l'area calda della Movida padovana. Dopo la sospensione della licenza di un bar per 45 giorni, gli agenti hanno controllato altri 2 locali della zona. In uno i poliziotti hanno elevato multe per più di 1.000 euro. Non era stata infatti esposta la scia per la somministrazione di bevande e alimenti, le tabelle alcometriche, né era a disposizione dei clienti l'apparecchio per verificare il tasso alcolico. Si tratta del 3° bar sanzionato in una settimana per violazioni amministrative. Non solo questo però, perché la polizia ha anche fermato e denunciato un 22enne per spaccio. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. Il 22enne è stato quindi denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio. È una guerra tra bande, quella scoperta dai carabinieri di Treviso tra Bassano e Pieve del Grappa. 8 i minori denunciati hanno tra i 13 e i 15 anni. Era destinata all'escalation, la spirale di violenza interrotta dai carabinieri di Treviso, con protagonisti dei giovanissimi, tutti di età compresa fra i 13 e i 15 anni, residenti tra la pedemontana trevigiana e l'area bassanese. Poco più che bambini, hanno inscenato una faida fatta di botte, umiliazioni, vendette reciproche. Ma andiamo con ordine. È il 26 ottobre quando nel parco comunale di Pieve del Grappa un 14enne, sotto la minaccia di un coltello, viene condotto da 3 coetanei in una zona appartata. È qui che scatta la violenza, calci, pugni, testate. L'aggressore in particolare è un 13enne, gli altri 2 amici fanno da palo e filmano con il cellulare la scena. Il giorno dopo è il 27 ottobre, la nuova imboscata, cambia la location, siamo in via Travettore a Bassano del Grappa. 5 conoscenti del ragazzino picchiato 24 ore prima convocano per un chiarimento il 13enne che da aguzzino diventa a sua volta vittima. Prima lo accerchiano, poi lo minacciano svuotandogli le tasche, schiaffi, sputi, offese, anche in questo caso ripresi con lo smartphone. Ma quello che sembra un trofeo da esibire sui social diventa un oggetto schiacciante di prova man mano che quelle sequenze passano di cellulare in cellulare. In 8 vengono identificati e deferiti all'autorità giudiziaria minorile. Le accuse vanno dalla rapina aggravata alle percosse. Sta di fatto che spesso e volentieri vengono sì deferiti al tribunale dei minori, ma nel giro di poche ore poi vengono rilasciati. Quindi forse bisogna inasprire le pene anche per i minorenni, perché a questo punto oggi Bassano ha il problema legato ai minorenni che ne combinano di tutti i colori. Proprio a Bassano la prossima settimana ci sarà un comitato ordine pubblico con prefetto e questore. E questa questione dei minorenni del baby gang ovviamente la porterò alla loro attenzione, perché insomma è un fenomeno che va sicuramente represso sul nascere per evitare che poi questi ragazzini diventino dei veri e propri delinquenti in futuro. Sullo sfondo le aggressioni al centro studi della scorsa settimana, simili le modalità. Non si esclude che possano esserci delle relazioni con i fatti di Pieve del Grappa e di via Travettore, insomma una guerra fra bande. Le difficoltà ce le abbiamo anche in centro storico con questi gruppetti di Maranza, che anche questi sono tutti identificati, anche questi più volte deferiti al Tribunale dei minori, che poi anche di fronte ad accoltellamenti li ha rilasciati. Quindi penso che al di là del problema sicurezza delle forze dell'ordine ci vuole veramente un inasprimento delle pene. E contro la violenza giovanile in Pedemontana sono attivi gli operatori di strada, resta però il nodo delle seconde generazioni.
Abbiamo implementato delle progettualità che vanno a contattare questi ragazzi, tra virgolette, con un'operatività di strada che serve effettivamente a fare in modo di ricondurre i nostri ragazzi nella giusta via. Sono già attivi gli operatori di strada nell'area del Grappa, dove il fenomeno della violenza giovanile preoccupa e interroga, anche se è lo stesso sindaco Mares a ribadire più volte come questo angolo di Pedemontana non sia il Bronx. Lungi da qualsiasi pensiero il fatto che la cosa sia in questi termini. Poi che effettivamente ci sia un problema, un disagio minorile che si percepisce, lo percepiamo noi adulti, lo percepiscono i nostri giovani. Questione di sicurezza ma anche integrazione, fa intendere il primo cittadino di Castelcucco. Nella stragrande maggioranza dei casi, se non nella sua totalità, effettivamente sono ragazzi immigrati di seconda generazione, per cui c'è un problema legato anche alla mentalità che hanno loro e soprattutto alla loro famiglia, per cui conseguentemente anche in questo senso dobbiamo lavorare per cercare di contattare le loro famiglie. Paolo Mares è presidente dell'Unione Montana, da cui dipende anche il servizio integrato di polizia locale del Grappa, nucleo che lavora a stretto contatto con le altre forze di polizia. Un raccordo tra sindaci sicuramente c'è, ovviamente c'è anche a livello di istituzioni tutte, nel senso dei carabinieri e quant'altro, non ultimo anche il prefetto che è costantemente informato su quella che è la situazione sul territorio. E sul tema baby gang, disagio giovanile, ma anche di quelli che possono essere gli strumenti per andare incontro ai ragazzi, interviene Don Gerardo, parroco di Castello di Godego, che chiede aiuto per ricostruire l'oratorio in modo che possa diventare un punto di incontro. Federico Fusetti lo ha raggiunto, sentiamo le sue parole. Buongiorno da Castello di Godego, siamo con Don Gerardo Giacometti, buongiorno e grazie di averci ospitato qui, perché Don Gerardo cerca da tanti anni, adesso ci dirà da quanti, di dare una risposta ai ragazzi, cioè di avere un luogo dove poterli far trascorrere il tempo insieme, insomma, che è un po' il compito delle parrocchie, però non ci riesce, non ci sta riuscendo, viene a sorridere pensando a quanti anni sono che cercate di fare questo. È da 10 anni che cerchiamo di dare risposta ai ragazzi di questo paese, ma anche del territorio, perché i ragazzi non hanno le fisionomie dei confini che abbiamo noi, no? Per cui ogni oratorio è un luogo di arrivo, di appartenenza, di nuove partenze, e qui su quest'area abbiamo cercato ormai da 10 anni di realizzare qualche cosa con tutta una serie di progetti che via via sono stati valutati, sostituiti, fino ad arrivare qualche anno fa all'approvazione del progetto definitivo che dovrebbe sorgere su quell'area, per cui è una realtà a cui noi teniamo molto e che speriamo e pensiamo di poter costruire. Finite tutte le procedure con la sovrintendenza, qui ci troviamo in un'area archeologica e di valutazione quindi dell'impatto della nuova struttura, abbiamo ottenuto questa autorizzazione e anche questa operazione non è stata insignificante, perché qui abbiamo fatto scavi per 60.000 euro per non trovare assolutamente niente. Allora anche questo, no, è un onere che, impiegato diversamente a favore dei ragazzi, poteva dare delle risposte ben differenti. Voi avevate una struttura poi, tra l'altro, che però avete dovuto abbattere perché era, diciamo così, abusiva, e siete rimasti senza nulla, perché abbattuta quella non è che immediatamente siete riusciti a costruire altro, quindi è un po' arrabbiato anche per questo. Sì, da questo punto di vista abbiamo attraversato momenti molto faticosi, no? Perché la struttura provvisoria in qualche modo dava risposta all'aggregazione, invece i criteri di carattere urbanistico sono venuti prima anche di quelli di carattere educativo. Allora noi chiaramente operiamo sempre nel rispetto della legge, ma ci può essere a volte anche una progressione, una
tempistica che ci aiuta a capire che trovata la soluzione poi anche le questioni amministrative vanno a posto. Adesso da parte dell'amministrazione c'è stata l'approvazione finalmente della nuova costruzione e speriamo di poterla realizzare anche in tempi brevi. Adesso però ci troviamo con le questioni di carattere finanziario che non sono di poco conto, no? Con la difficoltà di reperire fondi. Un oratorio è una realtà educativa e sociale che è sancita, regolamentata, riconosciuta da una legge dello Stato, la legge 206 del 2003, però non è supportata da adeguato finanziamento e la cosa che mi indigna più di ogni altra è che se io restauro il campanile posso usufruire di sgravi fiscali per chi fa un'erogazione liberale, per una nuova costruzione legata al futuro, ai ragazzi, ad un problema sociale che costituisce un'emergenza, allora lì non è previsto niente. Questo domanda anche al legislatore, no, la possibilità di comprendere questa opportunità come una risorsa che noi andiamo a mettere in atto per il Paese, per la comunità. Anomalie, quindi insomma veramente ci sono degli aspetti che non si riescono a comprendere. Staremo sulla questione, insomma torneremo naturalmente a darvi una mano per quanto possibile. Grazie a Don Gerardo Giacometti e buona giornata. Sì, crediamo sia davvero una grande opportunità per i ragazzi, no? Che ci chiedono. Certo. Qui alla base non ci sono solamente i problemi amministrativi, ma ci sono loro che vengono qui, che fanno la partita di basket, che domandano spazi adeguati, per cui non basta l'azione di controllo e di contrasto, occorre anche l'azione preventiva e l'azione di accompagnamento di chi cresce. Grazie. Il sindaco di Treviso Mario Conte ieri sera ha duramente commentato la notizia del maxi sconto di pena per 4 dei responsabili dell'omicidio di Francesco Favaretto, avvenuto in centro a Treviso nel dicembre di un anno fa. Sentiamo le parole del primo cittadino al microfono di Cristiano Arboit. Ci ricordiamo tutti i giorni in cui è successa quella tragedia, ahimè, che ha visto anche perdere la vita a un ragazzo. Treviso si sono accesi i riflettori sul tema delle baby gang, del disagio giovanile, sindaco sotto accusa e tutte le questioni che poi si sono susseguite. Ha perso la vita un ragazzo, ci sono dei responsabili, grande lavoro delle forze dell'ordine. I titoli del giornale di oggi sono maxi sconto di pena. Io credo che andando avanti di questo passo non riusciremo a risolvere certamente il problema della legalità e della sicurezza nelle nostre città, ma sarà sempre peggio perché c'è un senso di impunità che viene confermato poi da queste sentenze e da queste situazioni che vedono i responsabili di un omicidio godere di un maxi sconto di pena. Io penso quanto stabilito dal GUP la indigna, mi pare di capire, dal GUP di Mestre. Ovviamente sono aspetti anche tecnici, quindi mi riservo di capire le motivazioni, non è la mia materia e non voglio entrare su temi che non sono di mia competenza, ma da cittadino dico che coloro che sono i responsabili di un omicidio io li vorrei vedere in galera, francamente, e non godere di maxi sconti per godere di chissà quale beneficio. Non c'è nessun beneficio da godere, devono andare in galera e lì inizieranno un percorso di recupero per un domani, fra tanti anni, poter essere reinseriti nella nostra società. Però se noi continuiamo di questo passo, il senso di impunità prevale su ogni altro ragionamento e quindi sono francamente dispiaciuto perché poi si continua a puntare il dito nei confronti del sindaco, delle forze dell'ordine, si parla di baby gang, vengono distorti i dati sulle baby gang, poi quando le forze dell'ordine individuano i responsabili, questi non pagano. Quindi la pronuncia del GUP arriva in giorni caldi per Treviso, perché nei giorni scorsi la classifica del Sole 24 Ore sulla sicurezza delle città ha certificato come nella Marca trevigiana ci sia un'altissima incidenza di reati compiuti da minori e che la Marca trevigiana, non solo città, tutta la provincia, abbia un primato a livello nazionale, quindi circa 10 denunce, arresti su 100 riguardano minorenni. Sì, però dobbiamo spiegare ai telespettatori che ci stanno guardando
che la provincia di Treviso, dati ufficiali alla mano, resta saldamente tra le 3 province più sicure a livello nazionale. Quindi c'è un numero di reati molto minore rispetto alla stragrande maggioranza delle altre città d'Italia. In questo numero inferiore di reati c'è una grande incidenza dei giovani denunciati. Significa che c'è una grande reazione da parte delle istituzioni, delle forze dell'ordine, che individuano i responsabili e li denunciano. Quindi questo non va letto in chiave negativa. Ovvio che noi preferiremo che non fosse mai successo nulla. È altrettanto vero che a Treviso e in provincia di Treviso, quando succede qualcosa, c'è una risposta delle istituzioni, c'è un grande lavoro delle forze dell'ordine che porta ad un elevato numero di denunce. In questo caso molti dei denunciati sono minorenni, quindi anche lì è un dato che va analizzato. Dobbiamo lavorare sulla cultura del rispetto a partire dai piccolissimi, responsabilizzare i genitori, però scusatemi, parlare di Treviso come capitale delle baby gang lo trovo scorretto e soprattutto è una disinformazione nei confronti dei cittadini. E adesso andiamo a Noale con Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio per raccontarci di un incidente, un grave incidente accaduto, vittima un 85enne in gravi condizioni, insieme ad Ilaria il sindaco. Buongiorno Ilaria, buongiorno Primo Cittadino. Sì, buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui a Noale in via via Ubaldo Bregolini, dove è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio questo incidente, questa donna di 83 anni che è stata investita da un furgone che stava sopraggiungendo, sembrerebbe proprio dalla rotonda che si trova a circa 100 metri da qui, arrivando da Padova. Come hai anticipato, qui insieme a noi c'è il sindaco di Noale, Stefano Sorino. Grazie Stefano per essere qui con noi, per averci raggiunto. Allora, innanzitutto le condizioni della donna sono appunto in prognosi riservata ancora. Sì, dalle notizie che abbiamo la signora è ancora in prognosi riservata. Noi rinnoviamo la vicinanza alla famiglia e ci auguriamo che le condizioni migliorino ovviamente. La dinamica è in fase ancora di indagine, quindi non sappiamo bene cosa abbia causato il sinistro. Noi, ripeto, siamo molto vicini a tutti loro. Ecco, cerchiamo di specificare, perché spesso quando accadono questi incidenti si tratta magari di strade poco sicure oppure poco illuminate, non è questo il caso? No, in questo caso assolutamente no, stiamo arrivando in centro, questa è una strada illuminata, il passaggio pedonale è illuminato, per cui da un punto di vista della prevenzione e della sicurezza mi sento di dire che la strada non presentava condizioni particolari. Sarà da capire appunto la dinamica e cosa è successo. Ecco, è quello che appunto cercheremo di capire anche noi. Tra l'altro non è l'unico incidente di cui parliamo, perché questa mattina intorno alle 6:30 lungo la tangenziale di Mestre l'uomo a bordo di un tir ha perso il controllo del mezzo finendo contro le barriere di sicurezza laterali. Si sta ancora cercando di capire quale sia stato il motivo. Rimane il fatto che nello schianto il mezzo pesante ha sversato carburante sulla carreggiata. È stato compito poi dei vigili del fuoco che sono intervenuti mettere in sicurezza la strada. Potete immaginare il traffico che si è venuto a creare proprio nell'orario di punta lungo la tangenziale di Mestre, con code lunghissime che si sono venute a provocare tra Marcone e lo svincolo Terraglio, poi nella tratta di competenza di Autostrade Alto Adriatico. A causa dell'unica corsia percorribile ci sono stati molti automobilisti fermi in coda oltre un'ora. Dunque il conducente comunque non si è fatto male, non ci sono stati feriti, però il disagio che si è creato lungo la tangenziale è stato notevole. Io ringrazio il sindaco Sorino per averci raggiunti qui a Noale e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, grazie anche da parte nostra al sindaco Sorino. E adesso dovremmo avere in collegamento da Preganziole il nostro Christian Arboit insieme ad Edoardo Paris per raccontarci dell'ennesimo furto. Ieri vi abbiamo raccontato davvero una carrellata di furti in poche ore nella Marca. Ebbene, a questo si aggiunge anche questo tentato colpo a Preganziole. Buongiorno Christian e buongiorno al tuo ospite.
Buongiorno Francesca, siamo in via Marmolada a Preganziol con Edoardo Paris ed è appena rientrato a casa. Lo ringrazio davvero perché sarà una testimonianza molto particolare. Filippo Cestaro, che è il proprietario di questa casa da poco, esatto, mi pare di capire, e che mercoledì sera ha avuto una brutta disavventura con i ladri, non tanto Filippo quanto la fidanzata, esatto, la compagna che si trovava in casa. Sono le 20:11 più o meno di mercoledì sera. Francesca, in chat c'è anche il video, lo possiamo mostrare, gli uomini che entrano in azione dal secondo 18 più o meno, do questa comunicazione, mi scuseranno i telespettatori a casa, ma appunto dal secondo 18 si vedono i ladri che entrano in azione, sono incappucciati. Esatto, sì, praticamente è successo che mercoledì mi chiama la mia fidanzata alle 8:12, io ero qui vicino qualche chilometro, che sentiva camminare sul tetto, parlare in lingua straniera e sì, era terrorizzata giustamente. Io sono corso subito a casa e dopo, guardando le telecamere, ci siamo accorti che sono entrati inizialmente dalla mia vicina, dopo hanno camminato sopra anche il mio tetto, hanno controllato dentro le finestre, probabilmente l'hanno vista e sono entrati dentro casa della mia vicina. Quindi sono entrati in casa, nella casa a fianco sostanzialmente. È una binata e quindi hanno spaccato, al posto che spaccare la mia finestra, hanno spaccato quella della vicina che non c'era e sono entrati da lì, ma in totale tranquillità. Avevano una mazza portavano con sé una mazza e quando è partito l'allarme camminavano come nulla fosse, incredibile. E i cani, secondo me, li hanno fatti scappare dopo un po'. Comunque ostentavano tranquillità, sì. Ma dalla vicina di casa hanno portato via qualcosa? Quello non lo so perché non mi ha detto, però sicuramente avranno fatto danni perché solo hanno spaccato la finestra sopra e sono usciti dalla porta sotto, quindi sicuramente qualche danno l'hanno fatto. Quindi prima sono entrati nella casa qui in via Marmolada, nella casa annessa sostanzialmente alla bifamiliare, e poi hanno tentato di entrare anche nella vostra. Prima, quando sono andati sul tetto, probabilmente volevano entrare prima da me, hanno visto che c'era la mia ragazza a casa, hanno lasciato perdere e sono entrati dalla vicina. Però appunto la tua ragazza, Filippo, ha sentito ha sentito quindi il vociare di queste persone. Sì, sicuramente se trovavano me sarebbe andata in modo diverso, però sì. E la tua ragazza in quel momento ti ha chiamato? Fatto Sì, no, mi ha chiamato e era terrorizzata, giustamente, mi ha detto di venire subito a casa perché c'era qualcuno sul tetto, sopra il tetto. Voi avete allertato i carabinieri? Li ha chiamati la vicina e so che è arrivata anche la guardia giurata, perché loro hanno il servizio con la guardia giurata ed è arrivata un po' tardi, ma è arrivata. Quindi verso le 8:30, diciamo, qui c'erano le forze dell'ordine, c'era la vigilanza privata. Le forze dell'ordine non sono arrivate, è arrivata solo la vigilanza. Solo la vigilanza? Sì, esatto. La denuncia l'hai formalizzata questa mattina? No, non ho fatto denuncia, io penso l'abbia fatta la vicina. E che cosa resta dopo un'esperienza di questo tipo? Come sta la tua fidanzata e che cosa resta in generale? Beh, sicuramente rabbia anche del fatto che si vedono passeggiare tranquilli anche davanti alle telecamere come nulla fosse, tanta rabbia, ci vorrebbe più giustizia per certi crimini che qui in Italia li prendono e il giorno dopo sono già fuori, è vergognoso. E cosa può fare un libero cittadino, un uomo, un residente, una persona che vuole tutelarsi? Dovrebbero far come in America, se entrano al giardino dovresti tirarli, punto, l'unica soluzione. Se uno non va a lavorare e non va a rubare non ha paura di niente, se uno va a rubare è giusto farsi giustizia. Armarsi? Sì, assolutamente. E senti Filippo, ci puoi presentare i cani? Erano qui fino a un attimo fa, ma vediamo se arrivano, perché appunto sono rimasti, hanno fatto il loro dovere, Francesca, questi due cani fino a qualche minuto fa, poi si vede che quando si è accesa la telecamera sono andati un po' in imbarazzo. Adesso eccoli qua. Filippo, come si chiamano? Lei si chiama Ipa, quella nera, e lei Vittoria. Ipa e Vittoria hanno fatto il loro dovere. Esatto, quindi. Sì, li hanno messi in fuga, sono state bravissime. Quindi il merito è stato soprattutto loro, diciamo, esatto. Mercoledì sera. Esatto. Sono addestrate, non sono addestrate? No, non sono addestrate, però difendono il suo territorio, giustamente.
Grazie davvero per questa testimonianza. Filippo Cestaro, Francesca, da via Marmolada è tutto per il momento. Ti posso dire che comunque altre zone di Preganziolo sono state interessate dal raid, resta da capire se le stesse persone, se la stessa banda. Qui siamo in via Marmolada, episodi simili si sono registrati anche in via Gorizia, che è l'altro quadrante di Preganziol al di là del Terraglio verso, appunto, per intendersi, le autostrade. Per il momento quindi è tutto, ti restituisco la linea da via Marmolada con Edoardo Paris. Grazie Cristian, grazie ad Edoardo e grazie naturalmente anche al vostro ospite. Allora riepiloghiamo un po' quello che è accaduto nelle scorse ore nella Marca trevigiana, ladri davvero scatenati. Iniziamo da quello che è accaduto tra Monastier, San Cipriano di Roncade e Mogliano. Io ho preso tanta paura, perché ho sentito mio marito urlare e non era un urlo solito. Ho detto, sto qua sta morendo, cosa pensi? Un urlo e il terrore che travolge la famiglia Moro nell'abitazione di Pralongo a Monastier. Marito e moglie sono in casa, sono circa le 18. Il marito sale nella zona notte per controllare un termostato quando si trova faccia a faccia con un uomo incappucciato. Ce lo siamo trovato dentro, mio marito, se l'ho trovato davanti. Poteva reagire e far del male a suo marito? Più che altro mio marito è cardiopatico. Bene, dobbiamo dire che è andata bene? Dobbiamo dire così? È arrabbiata? Tanto. Lui è scappato perché non mi ha affrontato, le scampa. Il malvivente, per introdursi in casa, ha appoggiato la scala utilizzata dal signor Renato per potare gli alberi. Con un trapano a mano ha forato la finestra di un bagno, ha girato tra le camere da letto fino all'arrivo del padrone di casa. Mi ha preso un po' di scatole portagioie, ma mi ha portato via un cassettino del Comò, che è un Comò vecchio rimesso a posto. Cosa c'era nel cassettino? Non ricordo bene tutto, ma un biglietto scritto da mia figlia per la festa della mamma. E dispiace? Sì, perché me l'ero messo via. A quel punto il malvivente si è chiuso a chiave in bagno ed è scappato dalla stessa finestra da cui era entrato. Le è venuto giù per la finestra, ha fatto un salto grande. Là le cascava per terra perché aveva trovato una fedina e dopo l'ha saltata a siepe e poi i campi. Un incubo per questa coppia che fatica ora a riprendere la vita di sempre. Notte non ho chiuso occhio, ho dovuto prendere, adesso ho preso una tachipirina, sono rimasta forse, non so... Sotto shock. Pochi chilometri più in là, a San Cipriano di Roncade, in viale Trento Trieste, almeno 4 le abitazioni prese di mira, probabilmente da chi aveva agito a Monastier. Anche qui, per introdursi in una villetta, hanno usato un trapano a mano. Hanno fatto un disastro, racconta il proprietario, parlando di quello che i malviventi hanno lasciato dietro di sé. Stanza a soqquadro e nel bottino, ancora una volta, sono finiti i ricordi, gioielli appartenuti alla madre, venuta a mancare qualche tempo fa, della padrona di casa. Dolore che si aggiunge ad altro dolore. Quello stesso senso di insicurezza che vive la famiglia che abita in affitto in una villetta poco distante da qui. Ladri in azione all'imbrunire. Dopo aver forzato una porta finestra sul retro, hanno svuotato cassetti e armadi alla ricerca di gioielli. A sparire per sempre oggetti in oro appartenuti alla nonna e alla bisnonna, oltre agli orecchini della figlioletta di 5 anni. Il danno maggiore è che tutto quello che avevano hanno preso tutto l'oro. Danni fisici no, psicologici rimane. No, quell'ombra nera. Immagino che la signora, insomma, aveva tutte le sue cose e adesso non le ha. Non tornano più. Sempre nella stessa serata, ma stavolta a Mogliano, diversi colpi segnalati. Nella frazione di Marocco, furto in un'abitazione di via Martiri Belfiore, mentre i proprietari sono a cena fuori. In pieno centro, invece, intorno alle 18:45, 4 uomini con il volto coperto da una calza si sono introdotti in una villetta di via Pavan. All'interno un'anziana di 90 anni. Gli uomini, ripresi dalle telecamere dell'abitazione, dopo aver scavalcato il cancello, hanno tentato di forzare un infisso. Attirata dal rumore, l'anziana ha aperto la finestra e si è trovata faccia a faccia con un uomo che prima le ha chiesto scusa, poi è scappato con gli altri complici a bordo di un'auto nera. Ma sono stati almeno una ventina, arrotondando per difetto, i colpi tentati o andati a segno nelle scorse ore in tutta la Marca, e Cristian Demma parla di una voglia di armarsi che cresce sempre di più tra i cittadini.
Sono delle squadre molto organizzate che arrivano e continuano a far furti ma proprio uno dopo l'altro o anche contemporaneamente, quindi a questo punto possiamo anche pensare e capire che sono organizzatissime, forse da una cima di qualcuno che comanda questo movimento. Un bollettino di guerra, almeno una ventina, i furti nella Marca tra il tardo pomeriggio e la sera, contando solo quelli che sono stati segnalati sulle tante pagine Facebook, ad iniziare da furti in corso. Un elenco lunghissimo di colpi tentati o andati a segno. A San Vendemiano, in via Garibaldi, località Fossa Merla, ladri forzano un infisso dell'appartamento al primo piano di un condominio tra le 16 e le 17, mentre la padrona di casa è fuori per recuperare il figlio all'asilo. Alla fine desistono, forse alla vista del sistema d'allarme. A Volpago, in via Fragiocondo, siamo a Selva, malviventi forzano la doppia finestra di un bagno sul retro della casa, mentre la ragazza che vi abita è all'interno, è proprio lei a metterli in fuga. Sempre a Volpago, intorno alle 17:30, è un rumore ad allertare una signora che sta lavorando al PC alla scrivania di casa. Ho sentito fischiare appena fuori dalla finestra e sono corsa fuori, però non c'era più nessuno. La stessa cosa mi è successa lunedì. Mi affaccio alla finestra per chiudere il balcone, nel momento in cui apro la finestra sento di nuovo lo stesso fischio. Quello stesso fischio avvertito da alcuni vicini prima che venisse messo a segno un furto. Non è un vivere bene. Siamo tutti quanti impauriti, viviamo con l'ansia, con l'angoscia, perché la cosa che spaventa di più è che purtroppo entrano anche se ci sono le persone a casa. E ancora a Giavera, all'ora di cena, battuta dai ladri via Carretta. In diversi episodi i ladri agiscono silenziosamente nonostante la presenza in casa dei proprietari, praticano un foro sulla finestra o poggiano al muro una scala trovata in giardino. Ma l'elenco continua a Cornuda, Quinto di Treviso, Castelfranco, in viale Italia e viale Cabotto. Talmente tante segnalazioni che lo stesso Cristian Demma fatica non poco a visionare. Insieme a questi messaggi decine, quelli di cittadini pronti ad armarsi per proteggersi. Che continuano a scrivermi: come posso comprare un'arma, hai il nome di un'armeria, tu che hai fatto tanti anni di tirasegno, dimmi come fare, eccetera. Cioè c'è una situazione un po' fuori controllo di questa situazione delle armi, perché avere un'arma in casa è molto molto pericoloso e molto importante. C'è un rischio di Far West? Ma c'è un rischio di Far West. Una richiesta di difesa cresciuta nelle ultime ore dopo la notizia che l'anziano che a Grignano nel Rodigino ha sparato ad un ladro ferendolo alla gamba non è stato indagato grazie a quanto previsto dalla legge sulla legittima difesa. Ma Demma avverte: ogni situazione va analizzata nel suo contesto, sbagliato generalizzare. Non è che da oggi in poi si può andare a sparare a tutti quelli che arrivano in casa comprando un'arma in qualsiasi armeria. Se ci rubano l'arma devo avere problemi per incauta custodia d'arma e poi anche il peso della coscienza se quell'arma venisse un giorno usata per un delitto. A Vicenza, Monteberico per l'esattezza, invece un furto in villa è stato sventato grazie al tam-tam in chat del controllo di vicinato che ha allertato immediatamente le forze dell'ordine. Ci racconta quanto accaduto Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina e insieme a Nicolò Naclerio, consigliere comunale e portavoce del gruppo di cittadini. Siamo nell'area di Monteberico, zona che negli anni viene spesso battuta e visitata dai ladri. Sono in compagnia con Laura Cattaneo, una delle responsabili della chat dei residenti di quartiere, e con Nicolò Naclerio, capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia. Sono riusciti a sventare un tentativo di ingresso dei ladri proprio l'altro ieri grazie al tam-tam via chat. Cos'è successo? È successo che nel pomeriggio di mercoledì intorno alle 6:15 è arrivato un messaggio di un vicino di via Poliziano, il quale si è accorto che c'era qualcosa che non andava, c'erano dei movimenti strani e quindi è stata allertata subito, sono state allertate le forze dell'ordine, come è giusto che sia. Noi ci siamo monitorati tra di noi, quindi a quel punto abbiamo cercato anche di tornare a casa per disturbare un po' la questione, e devo dire che dalle telecamere, quelle delle case, si vede che chiaramente stavano guardando dentro le abitazioni per capire se riuscivano ad entrare al volo e prendere quello che trovavano, perché poi fanno queste incursioni che durano anche 10 minuti, 12 minuti, non necessariamente una cosa lunga, però abbastanza da creare grossi problemi agli abitanti della zona. Ecco, questa è una dimostrazione di come il tam-tam tra i cittadini sia efficace, di questa chat nata 2 anni fa.
Sì, questa è la dimostrazione pratica, è un esempio di quanto sia importante la collaborazione tra vicini, tra vicinato, tra residenti, tra cittadini, che è riuscita a sventare l'ennesimo tentato furto in questa zona. In questo periodo ovviamente teniamo sempre le antenne alte, come si suol dire, cerchiamo di coordinarci tra di noi, di farci vedere anche in strada. Infatti a seguito di questo tentato furto siamo comunque accorsi tutti proprio per evitare il fattaccio. Attendiamo ancora dall'amministrazione le nostre proposte, che sono state votate all'unanimità dal Consiglio Comunale, come i target system, come la videosorveglianza. A che punto sono? Perché ripeto, questa è sempre la zona, diciamo, più in di Vicenza e quindi più battuta da questi malintenzionati. Ecco, l'avete sentito, un tentativo di ingresso dei ladri in abitazione che è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei cittadini che si sono mobilitati tra loro e hanno chiamato le forze dell'ordine. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Restiamo a Vicenza, dove un operaio è rimasto ustionato da una sostanza chimica ed è ricoverato all'ospedale di Vicenza dopo appunto un infortunio sul lavoro che si è verificato questa mattina in un'azienda di Viale del Lavoro nella zona industriale della città. L'uomo, 44 anni, dipendente della ditta, secondo i primi accertamenti stava lavorando a contatto con dei reagenti chimici quando si è sviluppata una reazione. La vittima ha riportato ustioni al torace, al braccio e al volto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i tecnici dello Spisa che dovranno accertare le cause dell'incidente. Invece la prefettura di Treviso segnala che è stata presentata la denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Castelfranco Veneto di Gianfranco Tostello, 66 anni, residente proprio a Castelfranco. Tostello è alto circa 1,70 m, di corporatura magra, ha capelli corti brizzolati e occhi castani. Si è allontanato dalla propria abitazione in sella alla sua bicicletta modello da uomo di color beige nella mattinata di ieri, facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell'allontanamento indossava jeans e un giubbotto scuro. Chiunque lo abbia visto, possa avere informazioni utili per ritrovarlo, è pregato di contattare il 112. E noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Siamo tornati in diretta, 12:45, scatta la pagina politica con il confronto in vista delle elezioni regionali del 23-24 novembre. Io saluto subito i miei ospiti, li ringrazio per essere con noi. Buongiorno a Luca Guarda, candidato del Movimento Resistere per il Consiglio regionale. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito. Grazie, ben ritrovato a Nicolò Rocco, candidato per Uniti per Manildo per il Consiglio regionale. Grazie dell'invito. Rocco. Io inizierei subito con i miei ospiti trattando un tema caldissimo in Veneto, nella Marca Trevigiana. Abbiamo visto insomma i vari servizi, abbiamo visto il collegamento di Christian Arboit da Preganziol con i ladri che sono scappati grazie ai cani. Vi avevamo raccontato di questi cittadini che si sono trovati faccia a faccia con il ladro entrato in casa mentre loro si trovavano al piano terra della propria abitazione. L'anziana di 90 anni che ha aperto la finestra se l'è trovato di fronte un ladro gentiluomo che ha chiesto scuse e poi è scappato, però non si sa mai come possano affrontare. Christian Demma di Furti in Corso ci raccontava come sia stato bersagliato da messaggi di cittadini che chiedono dove andare al poligono di tiro, come fare ad acquistare un'arma, alla luce anche di quanto accaduto in provincia di Rovigo con quel 67enne che ha sparato al ladro ferendolo ad una gamba, è entrato nel giardino della sua abitazione e non risulta indagato. Si apre tutto un discorso sulla legge, sulla legittima difesa, ma c'è un tema che è quello della sicurezza assolutamente sentito dai cittadini. Immaginiamo che sia anche un tema che riportano a voi nei tanti incontri che fate. Guarda, inizio da lei. Sì, allora innanzitutto farsi giustizia da sé non è la soluzione ai problemi, anche se i cittadini sono disperati non è comunque un deterrente adeguato per il problema. Per fortuna nel caso che citava lei precedentemente non c'è scappato il morto, quindi anche questo è una fatalità, perché una volta che si impugna l'arma c'è un momento di tensione, di nervosismo, la mano trema, c'è soprassalto e poi anche il ladro, sappiamo che molte volte sono persone anche preparate allo scontro, che rispetto al cittadino, al proprietario di casa è pronto a tutto pur di scappare con la rifurtiva o in taluni casi salvarsi la pelle. Quindi assolutamente l'uso dell'arma non è la soluzione. La soluzione invece è quella di essere più presenti sul territorio,
Per esempio, noi di Resistere Veneto, a fronte di un'esperienza positiva del dottor Sumsky, e quando era sindaco di Santa Maria di Piave, aveva istituito una passeggiata con una serie di cittadini volontari che addirittura in pochi giorni aveva raggiunto quasi 90 aderenti, e di fare un presidio del territorio. Noi abbiamo anche nel nostro programma proprio un nome specifico che è la Guardia Civile Veneta, fatto comunque di persone semplici, cittadini volontari, che con semplici passeggiate nei territori, nei quartieri, eccetera, si popola quei posti, quei luoghi dove può nascere un disagio, e se sappiamo che sul territorio ci sono delle persone che si muovono, anche i malviventi, malintenzionati, sicuramente si guardano bene, prima, assolutamente sì, così come anche, anche la struttura della vicinanza del quartiere, il quartiere di vicinato, anche quello aiuta con le chat dei cittadini che segnalano macchine sospette, situazioni un po' sospette, e quindi anche questo va ad aiutare poi a supportare le forze dell'ordine che purtroppo sappiamo sono sotto organico. Quindi ci vuole, a nostro avviso, a mio avviso, un aiuto da parte di tutta la cittadinanza attiva. Dobbiamo tutelare le nostre case, tutelare i nostri figli. Io ho una ragazza di 18 anni e quindi quando esce di casa, prende per esempio anche i mezzi pubblici, si muove, sono molto preoccupato, perché i malintenzionati sono dappertutto. Abbiamo visto anche la scena dell'accoltellamento alla schiena di una signora, che colpe aveva? Nessuna. Quindi la sicurezza sicuramente è un tema centrale anche nella nostra regione. Niccolò Rocco, questa voglia di difendersi preoccupa, perché quello che si rischia è poi di un far west, di una giustizia fai da te che può avere poi delle conseguenze imprevedibili. Io penso che la voglia di difendersi anche da sé vada capita, quindi è molto importante capire da dove nasce questo senso di insicurezza che ormai, devo dire, si sta sentendo a livelli dilaganti. Poi la sicurezza ha molte sfaccettature, perché magari i problemi che ci possono essere nei centri storici con le baby gang possono essere diversi magari dai paesi che vivono vicini ai caselli autostradali, quindi possono essere forme di microcriminalità diverse, ma che stanno facendo accendere i riflettori sul fatto che oggi noi ci sentiamo più insicuri per tutta una serie di fattori. Ci sono dei dati che oggettivamente fanno preoccupare, per cui bisogna capire il senso di insicurezza. Dopodiché però la politica non può limitarsi a comprendere, quella è la prima fase, poi deve agire per dare delle soluzioni. Allora, sulla legittima difesa c'è da dire che è un principio sacrosanto che è stato introdotto nel nostro ordinamento addirittura dal Codice Rocco, però il Codice Rocco, che è stato scritto comunque da uno degli ideologi del fascismo, prevedeva anche che lo Stato fosse forte, tanto che introduce un principio che è quello del pericolo, quindi io non posso punire chi è in pericolo e agisce per difendersi, però introduce anche il principio della proporzionalità, quindi su questo bisogna stare molto attenti a ricordare sempre che è giusto difendersi, però stiamo attenti a non cercare di andare oltre, per quanto possa essere difficile, perché può essere anche una situazione di pericolo per chi pensa di poter esagerare nel difendersi, quindi c'è bisogno di competenza e soprattutto lo Stato non può abdicare al dovere di difendere i cittadini, quindi lo Stato deve essere presente. È presente ovviamente e deve essere presente in varie forme. Io insisto molto anche su altre due cose, quindi la repressione è fondamentale, dotare le forze dell'ordine di tutta la tecnologia, di tutto quello che possa permettere loro di intervenire, però come dicevamo prima deve esserci una presenza della comunità, esistono esperienze come il controllo del vicinato in cui i cittadini si fanno parte attiva, i centri vanno vissuti, va messa illuminazione, non può esserci degrado perché degrado chiama degrado, quindi anche investire sulle infrastrutture. Vedete, oggi la stazione di Treviso è un cantiere e quello genera sensazioni di degrado, quindi le stazioni per esempio sono i primi luoghi con l'illuminazione in cui bisogna dare la sensazione che lo Stato c'è e che lo Stato promuova anche un vivere comune assolutamente dignitoso, insomma, e anche accogliente. E l'altro tema assolutamente importante è quello della prevenzione, cioè molto importante anche la prevenzione, ovviamente non tanto sulla microcriminalità, perché lì sono criminali che cercano
cercano di fare dei colpi, quindi lì si va solo sulla repressione, ma soprattutto per quanto riguarda il disagio giovanile o la salute mentale, perché giustamente prima è stato citato il caso di Milano. Il caso di Milano è di un uomo italiano di 60 anni che era seguito e mal seguito probabilmente dai servizi di salute mentale. Sulla salute mentale e sui giovani c'è da fare un lavoro, veramente c'è da rimboccarsi le maniche e cercare di capire come insomma intervenire prima che i buoi siano scappati dalla stalla. Torneremo tra pochissimo a parlare di sicurezza perché gli ospiti hanno messo tanti elementi sul tavolo da approfondire, però apriamo una parentesi, Olimpiadi, perché a Longarone, nella sala consigliare del Comune, si è appena conclusa la conferenza stampa per fare il punto sulle infrastrutture, che è uno dei nodi più sentiti di questi giochi invernali. È presente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli e il commissario per le opere di Milano Cortina Fabio Saldini. Allora capiamo che cosa è emerso dal nostro Fabio Fioravanzi insieme a Stefano Bozzi. Buongiorno Fabio. Grazie per la linea, siamo a Longarone, giornate importanti, questo countdown verso le elezioni. Oggi è la giornata per parlare della variante di Longarone, un'opera importante che cambierà l'accesso al Cadore, però inevitabilmente si è parlato molto di Olimpiadi e abbiamo con noi Alessandro Morelli che in vari ruoli di governo le Olimpiadi da milanese le ha vissute sin dall'inizio, perché lui come Luca Zaia furono proprio tra i promotori di questo binomio Milano-Cortina 2026. Luca Zaia, Attilio Fontana, ricordiamo le due regioni hanno il merito di aver messo il primo chip, che è un chip importante, 300 milioni di euro, per dare il via a quello di cui oggi stiamo parlando. Senza Zaia e senza Fontana, quindi senza Lombardia e Veneto, non staremmo qui a parlare delle grandi opere, compresa la variante di Longarone. Lei ha parlato con giusta soddisfazione di quest'opera molto discussa negli anni, la pista a bob, senza la quale non ci sarebbero le Olimpiadi Cortina, perché non ci sarebbero le medaglie a Cortina, quindi o con il bob o senza Olimpiadi. Da uomo però di pianura, cos'è che dà la garanzia a Cortina di non diventare una Cesana bis? L'obiettivo che abbiamo raggiunto è quello di realizzare la migliore infrastruttura sportiva per quanto riguarda lo sliding center, quindi bob e tutte le discipline che riguardano la discesa su ghiaccio, perché attraverso una innovativa modello di possibilità di ghiacciare la pista, cioè l'utilizzo del glicole, parte della pista verrà ghiacciata anche durante i periodi non invernali, permettendo quindi alle squadre internazionali di allenarsi. Guardi, oggi parlavo con alcuni atleti, perché si ricorderà, la pista di bob non ce l'avevamo mai fatta, non c'erano i fondi, non c'erano le qualità e le competenze per realizzare l'opera, tanto che qualcuno promuoveva e diceva beh, andremo in Austria, andremo in Svizzera, andremo negli Stati Uniti. Noi insomma con decisione abbiamo continuato a battere il chiodo su Cortina e oggi, come dicevo, gli atleti stanno testando la pista. Chiedo scusa, lei parla chiaramente, adesso la utilizzano perché ci sono le Olimpiadi in vista, poi ci saranno le Olimpiadi, ma il dramma di Cesana è il dopo Olimpiadi. Stavo giustamente dicendo che parlando con un atleta olandese gli ho detto ma normalmente dove andate ad allenarvi? E mi ha descritto 10 posti nel mondo, ma ora mi dice abbiamo la pista di bob di Cortina, perché questa pista di bob, come dicevo, attraverso questo nuovo modello per ghiacciare la pista potrà essere ghiacciata non solo nel periodo invernale e quindi per questa ragione diventerà il centro del mondo, la capitale mondiale, e quindi tutte delle discipline di discesa su ghiaccio, tutte le nazionali del mondo verranno ad allenarsi proprio a Cortina durante tutto l'anno. Intanto ci ha raggiunto, se Morelli c'era prima delle Olimpiadi, chi è arrivato dopo a subire molti delle rogne, possiamo dire così, di queste Olimpiadi. Però tra le tante rogne una parrebbe essersi risolta ieri con la sentenza del TAR del Lazio. Mi permetta di correggerla. Ci mancherebbe altro. Sono arrivato tardi, è vero? No, ho detto dopo, non ho detto tardi. Lui è detto tardi, io ho detto dopo. Sono arrivato dopo, è vero, però non tardi. Tardi ha detto lui. Non tardi per... No, ci mancherebbe.
per trarre il piacere del progetto. Non ho avuto grane. Di grane non ce ne sono state. Il progetto del Polonio Crepes è stato impugnato a cittadini che legittimamente hanno ricorso al Tribunale perché hanno valutato che i loro diritti soggettivi fossero stati lesi, quindi hanno fatto una cosa correttissima. Noi ci siamo opposti. Il giudice è stato bravissimo ad entrare nel merito, tant'è che la sentenza pubblicata ieri ha anche delle parti molto tecniche. Entrando nel merito ha valutato che il nostro lavoro può andare avanti, è fatto correttamente, rispettando le procedure, rispettando i tempi e rispettando poi anche la sicurezza che era stata in qualche modo denunciata. Visto che hai parlato di tempi e parlava prima pista Bob, davvero è stato un esempio di tempi rispettati. Visto che si parla di poter lasciare le macchine a valle delle piste e salire in montagna appunto con la funivia, da quando lei crede che sarà possibile, tempo permettendo perché c'è l'inverno di mezzo, ma da quando lei pensa, crede e spera che la Polonio Crepes sarà completata? La Polonio Crepes sarà completata per la fine del mese di gennaio, utile per le Olimpiadi, con una prima autorizzazione all'utilizzo privato per le Olimpiadi, però stiamo trattando con la provincia di Belluno per avere da subito l'autorizzazione all'utilizzo pubblico. Ricordo che la Polonio Crepes sarà uno degli strumenti dati a Cortina per riuscire poi anche a gestire i beni meno profittevoli. Noi lasceremo in eredità 9 diverse strutture, tra cui 2 ristoranti, 9 appartamenti, un edificio commerciale, un parcheggio, la Polonio Crepes, un residence, la pista da bob, il Palazzo del Ghiaccio. Lasceremo tante strutture profittevoli che dovranno servire per pagare quelle meno profittevoli. Quindi come si manterrà in futuro? Si manterrà con l'impegno che il sottoscritto e il governo hanno preso di cedere agli enti locali le strutture soltanto in presenza di un piano economico finanziario che garantisca anche la manutenzione degli altri beni. Un'ultima cosa rapidissima per salutarci, vediamo se risponde da democristiano. Appunto, le Olimpiadi saranno più belle a Milano o a Cortina? Le Olimpiadi saranno belle, punto. Ringrazio Antenna 3 per il lavoro che sta facendo e farà per dare ancora più lustro, perché questo è il nostro obiettivo. E il risultato della bellezza delle Olimpiadi lo vedremo non solo nel momento delle Olimpiadi con lo sport, ma anche negli anni successivi, perché porteranno una qualità socio-economica, quindi un miglioramento della nostra qualità della vita, perché arriveranno milioni di turisti. E con questo è davvero tutto. Grazie al sottosegretario a Palazzo Chigi Morelli, grazie al commissario di governo Saldini. Restituisco la linea allo studio. Grazie Fabio, grazie a Stefano Bozzi, grazie ai tuoi ospiti. Allora noi ne approfitto per chiedere alla luce di quello che ci è stato detto, di questi aggiornamenti, Nicola Rocco, inizio da lei e poi Luca Guarda. Le Olimpiadi, lo ha detto adesso il sottosegretario, accendono i riflettori, noi guardiamo il nostro territorio, quindi sul Veneto, su Cortina, ma poi sappiamo che ci sarà un indotto che riguarderà tutta la regione. Importante, una scommessa che va vinta, non si può sbagliare da nessun punto di vista a partire dalle infrastrutture, bisogna essere pronti, lo siamo. Io non so se saremo pronti, mi auguro che lo saremo, quindi diciamo tutti noi abbiamo tifato per le Olimpiadi perché avere un grande evento è sempre un'occasione di crescita per un territorio. Ho conosciuto molto bene, diciamo, alcuni vertici importanti delle varie agenzie, aziende che rendono grande Torino, penso per esempio al Museo Egizio. Tutto il gruppo dirigente che poi ha fatto fare il salto di qualità al Museo Egizio di Torino è un gruppo dirigente che si è formato con le Olimpiadi di Torino, con le Olimpiadi invernali, se non sbaglio, del 2006. Per cui i grandi eventi poi devono lasciare una cosiddetta legacy, la loro eredità non è soltanto, diciamo, l'opera, l'infrastruttura, ma è proprio un senso allargato, insomma, di immagine dei territori in cui si vanno a svolgere le Olimpiadi o i grandi eventi, ma anche un know-how, una conoscenza che deve provare a trasmettersi. Ovviamente capiremo nel tempo se effettivamente le Olimpiadi avranno lasciato questo al nostro territorio. Ci sono
un po' di punti interrogativi, però io penso una cosa, cioè io penso che la politica debba essere come una famiglia e il Veneto sia una famiglia, quindi anche se possono esserci dei dubbi sull'impatto che avranno alcune infrastrutture, su quello che effettivamente succederà da qui in avanti con le Olimpiadi. Io parlavo con una persona che si occupa di sostenibilità nei comitati olimpici e mi raccontava di come oggi all'interno dei comitati olimpici invernali si pensi che probabilmente le Olimpiadi d'ora in avanti potranno essere fatte in 3-4 posti nel mondo, e non è detto che purtroppo per il cambiamento climatico, per una serie di cose, le nostre Alpi saranno, le nostre Dolomiti in particolare, saranno ancora adatte a ospitare eventi di questo tipo. Però noi abbiamo portato a casa la partita, quindi pur con tutti i punti interrogativi, con le domande che ci facciamo, io ritengo che noi siamo una famiglia, quindi da qui al giorno delle Olimpiadi ci si rimbocca le maniche, si fa come una famiglia, ci si dà una mano e cerchiamo di fare in modo che le cose vadano bene. Poi rimarranno i punti interrogativi, però poniamoci dal secondo dopo, che sono la vivibilità delle montagne, cosa rimarrà, gli eventi, come riusciremo a rendere sostenibile il fatto di vivere in montagna, che non può essere un vivere solo di turismo, ma deve essere una qualità dell'abitare che stia insieme, insomma, che mette insieme sviluppo economico ma anche tutela dell'ambiente. Quindi questo però ce lo poniamo dal giorno dopo. Esatto, Luca, guarda, Nicolò Rocca dice adesso ci siamo dentro, è un'occasione da non perdere. Lavoriamo tutti per far sì che sia un successo e poi successivamente, una volta che ci sarà la cerimonia di chiusura, valuteremo tutti gli aspetti che sono adesso sul tavolo, questi punti interrogativi ancora aperti. Concorda? Assolutamente, perché questa opera comunque darà lustro alle nostre attività turistiche montane, quindi sicuramente è un'opera interessante come vetrina sul mondo. Ovviamente, come si diceva, pone tutta una serie di domande, perché proprio recentemente è stato fatto anche sulla pedemontana veneta degli accertamenti e su dei scarti di produzione sono stati rilevati di PFAS, che sappiamo, io sono originario di Lunigo e quindi sappiamo bene come siamo stati avvelenati noi e altri 70 comuni della provincia, e lo paghiamo sulla nostra pelle, e lì sono state trovate delle concentrazioni molto molto alte di PFAS, che è stato utilizzato per accelerare la cementificazione, l'indurimento del cemento, per rispettare i tempi. E visto che comunque siamo in ritardo nella tabella di marcia, anche lì bisognerebbe capire dal punto di vista ambientale che non si faccia lo stesso errore, perché alla fine lì siamo in territorio comunque molto fragile, la montagna, lì ci sono comunque delle cementificazioni importanti e c'è il rischio concreto di andare a rompere un po' gli equilibri della natura. Detto questo, sicuramente ci potrebbero essere delle ricadute positive sul territorio, come è stato detto anche le infrastrutture, però vanno pesate sia col discorso ambientale per non andare a deturpare il territorio e anche il discorso inquinamento, perché potrebbe essere, vedremo comunque, si è detto prima, dopo quando si poseranno, si spegneranno i riflettori, quello che ci resta. E poi anche questa famosa pista da bob che si parla in questi giorni, speriamo che venga usufruita come ci è stato prospettato proprio pochi minuti fa, ma in Italia sono 30-40 le persone che da livello agonistico utilizzano questo servizio, quindi dovrà anche essere fatta un'attività ricettiva molto molto importante che possa attirare questi atleti stranieri che si sono resi disponibili a venirsi a allenare qui. Quindi gli interrogativi sono tanti, le infrastrutture ci servono, ci danno visibilità, migliorano il servizio dei cittadini, ma dobbiamo guardarle a 360 gradi, soprattutto dal punto di vista ambientale. Insomma, è una partita importantissima, da cui a febbraio c'è ancora molta strada, ma arriverà presto il momento della cerimonia d'apertura. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo a parlare con i nostri ospiti. A tra poco. Siamo tornati in diretta, per chi si fosse sintonizzato vi ripresento gli ospiti: Nicolò Rocco, candidato al Consiglio regionale per Uniti per Manildo, e Luca Guarda, candidato del Movimento Resistere per il Consiglio regionale. Mi sono dimenticata di dire, movimento che sostiene naturalmente la candidatura di Riccardo Szumski alla presidenza e la candidatura di Giovanni Manildo alla presidenza della regione. Avevamo parlato prima della pausa Olimpiadi di sicurezza. Nicolò Rocco diceva che bisogna adottare alle forze dell'ordine tutti gli strumenti possibili. Io faccio una domanda secca, inizio da Guarda, poi arrivo a lei Rocco. Si era aperta una grande discussione intorno all'utilizzo dei taser, adottare in particolar modo la polizia locale, che è quella che magari è più vicina nell'immediatezza per i servizi, per i vari servizi che ha.
di questo strumento. C'erano state poi delle conseguenze in alcune parti d'Italia dell'utilizzo di questi dispositivi e quindi si era aperta una discussione molto accesa sull'opportunità o meno di dotare di questi strumenti. Qual è la vostra posizione? Come vedete questi strumenti appunto per le forze dell'ordine? Assolutamente, allora io sono assolutamente d'accordo nell'utilizzo di questo strumento perché è un deterrente molto molto efficace, non solo nell'utilizzo ma anche nell'averlo, diciamo, nella dotazione della polizia, anche perché ricordo che noi a Verona qualche mese fa abbiamo avuto il caso nella stazione Porta Nuova dove un poliziotto nelle funzioni del suo lavoro quotidiano purtroppo ha sparato e ha ucciso un cittadino extracomunitario, Mussa, purtroppo, e in quelle circostanze se ci fossero stati dei dispositivi magari diversi che avrebbero tutelato il poliziotto nelle sue funzioni, forse sarebbe ancora qui sicuramente e non sarebbe stato così deleterio. Anche perché dobbiamo dire qui massima solidarietà alle forze dell'ordine perché molte volte si trovano, diciamo, in situazioni molto pericolose dove mettono a repentaglio la loro vita per la nostra sicurezza e sicuramente avere uno strumento in più anche di deterrenza e anche psicologicamente può essere utilizzato in maniera più appropriata rispetto, diciamo, all'arma ovviamente da sparo e quindi sono sicuramente, diciamo, favorevole alla dotazione di tutte le forze dell'ordine di questo sistema di deterrenza, assolutamente. Nicolò Rocco, è comunque uno strumento in più, chiaramente come diceva Guarda va utilizzato con tutte quelle che devono essere poi le circostanze del caso, ma strumento che può diventare importante. Io sono sempre stato favorevole, penso di essere stato il primo consigliere comunale a Treviso a fare una mozione per chiedere l'introduzione del taser, ovviamente attraverso una sperimentazione, però capisco il punto di vista di chi è preoccupato perché effettivamente ci sono state delle morti perché comunque è uno strumento che ha un voltaggio e quindi può essere pericoloso per la salute. Però credo che quando si parla di sicurezza, quando si parla comunque di servizi alla comunità, in qualsiasi tema c'è sempre un bilanciamento. E l'abbiamo detto prima, il taser è uno strumento, non è l'unico strumento che può essere a disposizione, però penso che comunque sia uno strumento preferibile rispetto magari ad altri tipi di arma e dobbiamo anche tenere in considerazione che molto spesso, insomma, le forze dell'ordine o la polizia locale si trovano in situazioni di grande pericolosità. C'è anche magari una sproporzione tra il fatto che noi abbiamo anche un organico che è un po' avanti con l'età, mentre magari dall'altra parte ci possono essere persone che non solo sono più giovani, ma soprattutto una persona che è in una fase, in psicologia si chiama rage, cioè ci sono delle fasi che anche da un punto di vista psicologico comportano che chi sta offendendo in una fase di alterazione ha una forza biologica incredibile. E quindi bisogna fare in modo che chi in quel momento ha il monopolio della forza, cioè lo Stato, sia messo nelle condizioni di poter agire al massimo per poter garantire la sicurezza. Quindi io personalmente sono favorevole, poi giustamente tutti gli strumenti vanno affinandosi anche le competenze di chi utilizza quegli strumenti, quindi lavoriamo sul miglioramento delle competenze, però cerchiamo sempre di stare dalla parte di chi in quel momento sta cercando di garantire la sicurezza. Prima di chiudere il tema furti, spesso noi raccontiamo nei nostri servizi più che del valore di quanto viene rubato in questi colpi, di quelli che sono, e spesso è un valore soprattutto affettivo, scompaiono ricordi di genitori, di nonni, bisnonni, e quindi il valore affettivo è incalcolabile, su questo non c'è dubbio, però spesso i danni maggiori vengono provocati nel momento in cui avviene l'effrazione, nel momento in cui il ladro entra in casa, scuri che vengono manomessi, finestre che vengono divelte, porte che vengono distrutte, e c'era chi ipotizzava la possibilità di risarcire le vittime dei furti dei danni che subiscono, una sorta di assicurazione che si può fare, ma con un risarcimento che arrivi dalle istituzioni, vuoi dal comune, vuoi dalla stessa regione. Guarda, è fattibile questo secondo lei? Diciamo è una buona idea, però dal punto di vista pratico, io come professionista sono anche nel campo assicurativo,
ed è difficile attuazione, perché poi nel momento dell'effrazione è difficile quantificare il danno, come è stato fatto, eccetera. Invece potrebbe avere più senso, nella logica di aiuto nella cittadinanza, a dare dei contributi per sistemi di videosorveglianza. Oppure sistemi volumetrici, dove praticamente sono ovviamente un deterrente naturale per tutti diciamo, i furti. Quindi magari un sistema di videosorveglianza con una buona quota di contributo regionale, in questo caso, potrebbe dotare tutte le gran parte, insomma, molte abitazioni, anche quelle diciamo dismesse o piuttosto seconde case, di un sistema di sicurezza, magari con tutte le tecnologie che abbiamo adesso, quindi con lo smartphone collegato, con la sicurezza, con la vigilanza, ed ecco che anche il ladro magari ci pensa 2 volte, perché se cominciamo ad avere la difesa da una parte, dall'altra la deterrenza dei sistemi di sicurezza, con l'aiuto economico importante magari dato dalla regione con dei bandi, con dei contributi, secondo me avrebbe più senso. Un po' come succede con le caldaie. Perché esatto, esattamente, proprio simile così, dove appunto anche le persone, per una casa più controllata anche psicologicamente, si crea un famoso focolare domestico come era una volta. Adesso si diceva poco fa, non siamo più tranquilli a casa nostra. Io abito in una zona di Verona che è Borgo Roma, proprio in Palazzina, alcuni abitanti non parcheggiano più le auto in garage nel diciamo quello sotterraneo, perché hanno paura che di trovarsi di fronte a un malintenzionato, e li hanno passati tutti. E parcheggiano le macchine fuori in strada proprio perché hanno paura di trovarsi, soprattutto nelle ore serali, delle brutte persone che hanno proprio l'idea di andare a rubare o comunque di offendere le persone, quindi c'è anche questo problema. Quindi abbiamo una grossa insicurezza all'interno delle nostre mura domestiche, e questo, con tutte queste cose che abbiamo detto, potrebbe essere un punto di partenza per fare un piano solido per vivere anche noi meglio. Si cambiano le abitudini, magari si evita di uscire a determinate ore della giornata, si lascia qualcuno in casa per sicurezza, insomma si è costretti a cambiare. Questa ipotesi, insomma, di andare incontro ai cittadini, vuoi risarcendo i danni, vuoi con dei sistemi appunto di prevenzione, insomma, in qualche modo bisogna dare una risposta al cittadino su questo fronte, al di là di tutto quello che abbiamo detto della prevenzione, della repressione, eccetera, ma questo potrebbe essere uno strumento in più. No, ma anch'io però mi trovo, diciamo, sulla parte, come dire, risarcitoria assicurativa, credo sia difficile. Mi ricordo che avevamo fatto una stima dopo quello che era successo, ovviamente un caso diverso, perché lì stiamo parlando di danni ambientali, ma dopo quello che era successo con, diciamo, nella Riviera del Brenta, il tornado, c'era stata anche l'ipotesi di poter pensare, diciamo, a delle assicurazioni, diciamo, con una compartecipazione da parte degli enti pubblici, ma lì anche con un'assicurazione magari da 150 euro all'anno, che è un'assicurazione relativamente bassissima, si parlava ovviamente di 400-500 milioni di euro per la regione, penso il doppio dell'addizionale IRPEF, quindi da un punto di vista del bilancio è un po' faticoso. Altra cosa è magari pensare a un fondo di ristoro. Lì giustamente è un fondo che può andare a ristorare una parte, però forse, come si diceva, è meglio cercare di capire come agire preventivamente, quindi piuttosto, insomma, incentivare, fare i bandi per la sicurezza, fare i bandi per la videosorveglianza. Questo non toglie ovviamente il fatto, io insomma ho dei genitori a cui sono entrati 2 volte e anche lì è stato più in parte il danno affettivo, ma soprattutto la sensazione di essere violati in casa, quindi capisco benissimo. Lì poi magari il mio nucleo ha deciso di optare per un'assicurazione privata. Credo che sia un po' difficile dotare, diciamo, che la regione paghi l'assicurazione privata o che il comune paghi l'assicurazione privata a tutti. Sicuramente è meglio investire su telecamere, su controllo di vicinato e stare vicini ai cittadini nel momento in cui si sentono violati nella propria intimità. Chiudiamo questa pagina, lunga pagina dedicata alla sicurezza, ma d'altronde è uno dei temi caldi e maggiormente sentiti dai cittadini. Altrettanto sentito, e non può essere altrimenti, è quello del lavoro. Tutto il discorso occupazionale, a partire dai giovani che se ne vanno per cercare fortuna altrove, a tutte le tante crisi anche aziendali che ci sono in corso. Spesso si apre il tema di chi ha un'età che è difficile poi da reinserire nel mercato del lavoro. Insomma, è un tema assolutamente di primissimo piano, quello del lavoro. Chiaramente la regione può fare fino a un certo punto, poi chiaramente la palla più importante è in mano al governo. Da questo punto di vista, quali sono i temi sui quali intervenire sin da subito, Rocco?
Allora, noi nel nostro programma abbiamo detto 3 S che sono, partendo dalla prima, sicurezza, salute e sviluppo. Quindi lo sviluppo ha in sé anche tutta quella che è la dimensione del lavoro. Poi sviluppo concretamente significa che tutti i giorni stiamo facendo gazebo, stiamo incontrando, poi sono imprenditore, quindi lo vivo anche toccandolo con mano ogni giorno, confrontandomi insomma con tante famiglie, con tante persone, con tanti lavoratori. C'è la sensazione che noi dobbiamo fare di più per trattenere i nostri giovani che si laureano nelle nostre università o si formano nelle nostre scuole professionali, però stanno iniziando a pensare che il proprio futuro per vari motivi non sia in Veneto, dove magari abbiamo stabilimenti produttivi di eccellenza, ma sia lontano. Allora, l'unico modo per alzare i salari, per garantire una condizione di vita migliore, è quello di aumentare la produttività. E come si fa? Secondo me tornando a pensare che anche la Regione possa fare politiche industriali. Noi abbiamo vissuto un pochino nell'illusione che piccolo e bello bastasse. Abbiamo avuto una capacità straordinaria con la manifattura, che negli anni 70 faceva il 44% dei dipendenti, che questo piccolo e bello, questa capacità dei veneti di fare, chiedesse anche alla politica lasciami stare. Quindi la politica interviene il meno possibile. Oggi però purtroppo, citiamo un caso emblematico, noi abbiamo gli stabilimenti produttivi di Luxottica, ad Agordo e Pederobba, però tutto quello che è alto valore aggiunto, marketing, ricerca e sviluppo, finanza, viene fatto a Milano. Questo perché forse abbiamo avuto poca capacità di immaginare distretti produttivi. L'esempio è l'Emilia Romagna che ha fatto il farmaco e la Motor Valley. Abbiamo avuto poca capacità di fare in modo che le università parlassero tra di loro e che lavorassero con le imprese per fare quella parte che è l'innovazione e il valore aggiunto, e tanto che noi non abbiamo un politecnico regionale, non abbiamo una business school regionale, abbiamo eccellenze singole ma eccellenze che non sanno fare sistema. Oggi secondo me la Regione deve tornare a fare sistema, parlare di città metropolitana, di parlare di sapere che cerca di lavorare con la produzione, perché poi i nostri imprenditori sono bravissimi, fanno export, noi viviamo di export, però c'è bisogno di cambiare un pochino il passo sulla capacità di mettersi assieme, e su questo secondo me la Regione avrà un ruolo fondamentale. Abbandoniamo un pochino la retorica del piccolo e bello, che ha permesso a tante persone, a tanti di quei ragazzi che se ne vanno, di poter studiare, quindi la fatica dei nostri genitori ha permesso che noi potessimo anche avere determinate condizioni, ma per fare il salto di qualità queste condizioni dobbiamo capire come portarle anche nella nostra Regione, che è ricchissima, ha tantissime risorse, però forse deve fare un pochino il salto di qualità sulla capacità di ripensarsi e immaginare di nuovo il proprio futuro. Veneto sempre locomotiva? Diciamo, rimaniamo molto competitivi sia in ambito nazionale che internazionale, soprattutto europeo. Ovviamente parlando prima dei giovani, quando i giovani lasciano il Veneto difficilmente ritornano, quindi perdiamo pezzi di futuro. E quindi questo è un tema importantissimo che sicuramente è da mettere sul tavolo tra le priorità diciamo, della nuova giunta regionale. Dal punto di vista invece, parlando proprio prettamente del lavoro, il lavoro nasce dalle scuole, perché comunque anche la Regione ha una piccola competenza che sono gli istituti professionali, e bisogna cominciare a ragionare che non è più, come ho fatto io diciamo, negli anni 2000, le superiori, che istituto professionale è da denigrare. Assolutamente, oggi certi lavori non si trovano più il personale qualificato e specializzato, elettricista, idraulico, diciamo l'artigiano sul legno, falegname, quindi bisogna riscoprire a mio avviso questi lavori, dare il giusto peso all'interno della società, quindi non denigrarli, fare dei piani di sviluppo che vanno a integrare scuola e lavoro in maniera diciamo proprio integrata a 360 gradi, con anche il pagamento degli stage, perché alla fine se si comincia a creare un piano dove anche il ragazzo comincia ad avere dei ritorni economici fin dalla fase di stage, potrebbe essere incanalato ad avere delle nuove professionalità, o comunque recuperare alcune professionalità che oggi sono in mano per la maggior parte degli stranieri. Quindi con tutto il rispetto, lavorano bene in sicurezza, però bisogna valorizzare anche il nostro diciamo, tessuto giovanile, che sicuramente bravi meccanici li abbiamo anche noi. Detto questo, poi assolutamente importante anche per le diciamo, aziende poter assumere, quindi bisogna non fare i click day che si perde tempo col commercialista, ma una sburocratizzazione di tutto l'iter che permette di assumere giovani con tutta una serie di sgravi fiscali, di agevolazioni, eccetera, in modo tale che anche le aziende nel momento della valutazione della crescita aziendale con tranquillità possono inserire dei ragazzi che diventano una risorsa e non un peso per l'azienda. E
Poi bisogna sfatare anche un po' il mito che i ragazzi non hanno voglia di fare niente, perché se vengono messi nelle condizioni di avere un futuro che gli permetta di farsi la casa, fare il mutuo, una famiglia, e va a beneficio del welfare. Quindi si diceva il sociale al centro. Il sociale nasce dalla tranquillità economica della famiglia, quindi bisogna mettere in campo tutta una serie di strumenti e il lavoro è assolutamente al centro, perché è un ecosistema che va a coprire, si parte dalla scuola, azienda e futuro dei giovani, perché senza futuro i giovani scappano e perdiamo risorse, famiglie che vengono sostituite con personale, diciamo, poco qualificato e che dà poi lo spazio a quello che dicevamo prima, problemi della sicurezza, perché se una persona non si integra all'interno del tessuto e non trova gli spazi giusti di impiego, di lavoro, eccetera, è portato a delinquere. Noi siamo ormai in chiusura, chiaramente quello del lavoro è un tema estremamente sentito e quindi ci sarà tempo di approfondire sicuramente i tanti aspetti legati all'occupazione e al lavoro. Io intanto ringrazio Niccolò Rocco, candidato al Consiglio regionale per Uniti per Manildo, grazie davvero. Grazie a voi. Ringrazio Luca Guarda, candidato sempre al Consiglio regionale con il movimento Resistere. Noi in chiusura vi ricordiamo l'appuntamento, il primo appuntamento da oggi per i prossimi venerdì, uno spazio da non perdere con Marco Goldin, che ogni volta ci racconterà un capolavoro in vista a pochi giorni dall'inaugurazione della grande mostra Santa Caterina, da Picasso a Van Gogh, brevi pillole per raccontare la storia dietro i capolavori in mostra Santa Caterina. L'appuntamento dunque da oggi ogni venerdì alle 13:30, dunque dopo questa nostra prima edizione, e poi alle 20:10 naturalmente su Antenna 3. Subito dopo ci sarà la Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e poi alle 16:15 la nostra programmazione continuerà con il film Buena Vida. Io ringrazio in regia Alessandro Grazzera e Tommaso Migot, vi lascio dunque alla sigla, le previsioni del tempo e poi al primo spazio con Marco Goldin. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a Niccolò Rocco e Luca Guarda, grazie a voi per averci seguito e naturalmente buon pomeriggio su Antenna 3.